Allora, siamo qui con l'allenatore del Belluno, un 5-3 che non vi lascia particolarmente soddisfatti probabilmente, ma avete disputato un gran secondo tempo, sempre in pressione, sempre in avanti? Sì, devo dire, alla fine abbiamo raccolto però molto poco, a differenza del Faenza che ha saputo ottimizzare tutte le occasioni avute, ha saputo approfittare di tutti i nostri errori. Insomma, una percentuale di una squadra molto, molto sul pezzo sicuramente. Noi forse siamo mancati di incisività in fase conclusiva, piccoli particolari, insomma anche il libero Faenza ha segnato, noi no, insomma ci è mancato qualcosina perché abbiamo prodotto tanto, loro comunque hanno saputo resistere, tenere duro, ma niente, non siamo venuti fuori, alla fine ha vinto la squadra sicuramente più cinica. Però grande prestazione anche di Reolon, un altro che ha fatto bene è Fernandes. Sì, Reolon ha giocato una partita molto buona, ci sta che su 40 minuti poi giocati si commetta anche qualche errore, uno è stato purtroppo decisivo, però sicuramente il suo bilancio è in positivo e Robson deve trovare maggior condizione, maggior coesione, se la troverà potrà diventare un'arma in più per noi. Rispetto alla partita di andata però è un Belluno che gioca e gioca anche forte. Sì, siamo migliorati sicuramente, forse quella è stata una delle nostre peggiori partite all'andata, però insomma ecco, se no non avremmo recuperato tutta la strada, tutti i punti persi nella prima fase del campionato. Adesso speriamo che questo sia solo un episodio, speriamo di non ricadere in una brutta spirale, però tutto sommato insomma, mi sento di dire che abbiamo giocato una buona partita. Ultima domanda a proposito della vostra serie positiva, questa sconfitta potrebbe frenare le vostre ambizioni? Ma noi insomma, le nostre ambizioni sono ambizioni di salvezza in realtà, se qualcuno di noi ha parlato di playoff lo ha fatto sicuramente con uno spirito sereno e divertito, non erano questi i nostri programmi inizio stagione, siamo contenti di aver trovato un po' di respiro dopo un inizio davvero negativo, adesso insomma, cerchiamo di crescere, di migliorare. Grazie. Grazie.